Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. 4 imprenditori reggini sono stati arrestati dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza per associazione a delinquere finalizzata alle truffe. I destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare, che gestivano dei negozi tra Reggio Calabria e Gioia Tauro, si servivano di una società fantasma per accendere conti correnti bancari ed emettere titoli di credito privi di copertura per pagare i loro fornitori. Scoperti anche episodi di estorsione con l'uso delle armi, evasione fiscale e false fatturazioni per oltre 1 milione di euro. Domenico Alvaro, 86 anni, considerato il capo dell'omonima cosca dell''ndrangheta di Sinopoli nel Reggino, è deceduto ieri per cause naturali. Il 14 luglio scorso era stato coinvolto nell'operazione della DDA di Reggio e Milano denominata Il Crimine, che aveva portato all'arresto di oltre 300 persone. A causa delle condizioni di salute, Alvaro era stato trasferito dal carcere agli ospedali riuniti di Reggio Calabria e poi nella sua abitazione, dove è morto. Fine settimana da incubo per i bagnanti calabresi. Dopo la morte sabato di un ragazzo casertano di 14 anni mentre faceva il bagno in piscina a San Nicola-Arcella, un altro decesso si è registrato ieri a Cetraro, sempre nel Cosentino, dove un 33enne di Sarno, in provincia di Salerno, Gianluca Sirica, è morto annegato nel mare agitato dopo aver salvato una bambina. Soccorso in mare invece dalla Guardia Costiera tra Le Castelle e Caporizzuto un surfista in difficoltà. Il Consiglio Comunale di Crotone ha approvato stamani un ordine del giorno relativo al progetto presentato dall'ANAS sulla messa in sicurezza della strada statale 106 in alcuni punti critici del territorio. Previste diverse rotatorie con planari e il miglioramento dell'illuminazione in alcuni tratti. Il punto all'ordine del giorno, approvato all'unanimità, è funzionale alla conferenza di servizio prevista domani a Catanzaro con l'ANAS, nei confronti della quale non sono mancate critiche sulla situazione della strada in questione. Spirano venti di crisi al comune di Reggio Calabria. 30 tra assessori e consiglieri comunali di maggioranza criticano il sindaco Giuseppe Raffa accusandolo di una gestione confusa e approssimativa. Raffa, che aveva sostituito in comune il neogovernatore Giuseppe Scopelliti, a sua volta minaccia le dimissioni. Sembra che alla base di questa crisi ci sia proprio un dissidio con il governatore sul nome del futuro sindaco di Reggio. Tra i primi nomi in circolazione quelli di Demetrio Arena e Lucio D'Attola. Si sono conclusi ieri i festeggiamenti per la festa della Madonna di Portosalvo a Catanzaro Lido. Migliaia di persone si sono riunite nel classico appuntamento annuale per venerare la Vergine, accompagnata da numerose imbarcazioni nella storica passeggiata a mare, iniziata con i consueti spari. Le imbarcazioni si sono spostate verso il largo, dove c'è stata la benedizione solenne. Nel frattempo è stata lanciata in acqua la tradizionale corona di fiori in memoria dei caduti in mare. Presentata al Parco Archeologico di Solacium, a Roccelletta di Borgia, l'ultima installazione di Michelangelo Pistoletto dal titolo I Templi Cambiano, che ha aperto la quinta edizione della rassegna Intersezioni. Il DNA del Terzo Paradiso, questo è il titolo della mostra del maestro dell'arte povera, che per l'occasione ha ideato 3 opere inedite. Ieri pomeriggio è stato aperto al pubblico anche lo spazio espositivo del Museo Marca di Catanzaro, con un'integrazione del progetto di Solacium. Sabato sera a Cosenza per qualche ora si è respirata aria di grande calcio, merito dell'evento sportivo calabrese dell'anno, l'amichevole internazionale tra Juventus e Lione. Il risultato finale 2-1 per i bianconeri allenati da Del Neri. Ma la cosa più importante è stata quella di vedere lo stadio San Vito pieno zeppo di persone, 23.200 spettatori per l'esattezza. Giovani, anziani, bambini, donne e famiglie intere per vivere una giornata in piena sintonia con i veri valori dello sport.